diciamo così, la partenza formale di questa campagna elettorale. Voi sapete che siamo al Museo della Medicina, siamo uno dei luoghi simbolo della nostra città. Luoghi simbolo per tante ragioni, perché la medicina si interseca con la storia di questa città, di questa regione in modo profondo, perché fa parte proprio della storia della città, siamo nel cuore, ma anche in tempi più recenti perché la medicina ha mostrato come sia lo scudo verso delle minacce che non conoscevamo. In particolare in questo momento il Museo della Medicina sta vivendo un momento di grandissima difficoltà perché questa rivoluzione che ci ha sconvolto la vita negli ultimi 3 mesi ha messo in dubbio la sopravvivenza stessa di questa istituzione. E quindi vogliamo essere qui a testimoniare la vicinanza, a testimoniare la necessità di stringerci intorno a quelle che sono le forze del nostro territorio, le forze della nostra storia e sono convinto anche del nostro futuro. Per cui ecco, c'era la rappresentante qui del MUSME che voglio proprio ringraziare per averci aperto, nonostante fosse chiusa la struttura, per darci l'occasione di fare la conferenza. Io mi auguro che sia un segno, una riapertura non episodica, ma che sia un'apertura, diciamo così, continuativa per la continuità di questa istituzione cittadina. Ecco, parto dal fatto, è il tempo giusto per partire? Sì, secondo me sì. Potevamo partire prima? Secondo me no. Cioè, potevamo partire prima. Le persone che mi accompagnano oggi in questo tempo hanno tenuto relazioni, hanno lavorato, si sono mossi, ma non abbiamo fatto una partenza di una campagna fisica perché era troppo distolta l'attenzione delle persone da quella che è una vita, tra virgolette, normale, se esiste normale. Ma era molto difficile poter portare l'attenzione su qualcosa di diverso rispetto alla gestione di un'emergenza che ha coinvolto le vite di ciascuno di noi. Per cui penso che il momento buono possa essere questo, iniziamo a poter togliere la mascherina in qualche occasione e quindi iniziamo a poter pensare ad una vita diversa, più anche con un distanziamento fisico ridotto. Per cui parte questa nuova fase. Quello che a me piace di questo progetto è che io non sono qui da solo, loro hanno la mascherina ma mi piacerebbe che la togliessero, nel senso che non ci sono uomini mascherati che mi accompagnano, ci sono delle persone che parlano, delle persone che portano avanti delle idee e l'alleanza che mi sostiene, e questa è la cosa che a me piace molto e che per me è vitale, rappresenta tante sensibilità e tante idee che sono una ricchezza per la nostra regione. E la proposta che stiamo portando alla regione è la sintesi di tante sensibilità, di tante visioni della regione che poi sono incanalate in un progetto comune. Questo credo che sia l'elemento fortissimo, un elemento che rappresenta una discontinuità con il passato. Non abbiamo un progetto elettorale, noi abbiamo un progetto di governo della regione che ha una scadenza elettorale verosimilmente al 27 di settembre dalle ultime voci, ma che ha poi una scadenza anche 5 anni dopo e 5 anni dopo ancora. Cioè noi vogliamo rappresentare una forza di governo della regione forte, non di gestione, di governo, che è molto diverso. Noi intendiamo riportare questa regione ad una progettualità in tanti campi, a iniziare dalla gestione dell'ambiente, che riteniamo poco soddisfacente, diciamo così, ma la gestione del sociale. Abbiamo dei bisogni a cui non stiamo dando risposta, troppi bisogni a cui non diamo risposta, e non ci si può, diciamo così, nascondere dietro una gestione di un'emergenza. C'è una quotidianità da gestire, ci sono delle sofferenze da parte della popolazione, dei cittadini del Veneto, che io credo debbano avere delle risposte diverse, e su questo noi si vuole lavorare. Ma dobbiamo avere progettualità per integrare la nostra economia in un'economia europea. Ci siamo isolati, facciamo concorrenza tra Padova e Verona, è una cosa incredibile. Qual è il maggior concorrente della fiera di Padova? La fiera di Verona. Non può essere così. Devono lavorare insieme, dobbiamo creare dei poli forti, dobbiamo creare intorno ad un'identità veneta una progettualità solida, e credo che le persone che mi accompagnano abbiano proprio questa visione di lavorare insieme, non di lavorare su un conflitto. Non abbiamo un nemico intorno a cui stringerci,
abbiamo delle risorse, delle capacità, delle competenze che sono la nostra forza. E credo che questo sia l'elemento di diversità rispetto alla gestione degli ultimi 25 anni di questa regione, che è stata una gestione in difesa, staccato, in difesa. Non possiamo più lavorare in difesa, dobbiamo lavorare in termini di progettualità. Adesso io non voglio rubare troppo tempo e raccontarvi tutti gli ambiti in cui siamo rimasti troppo seduti, però pensate alla tutela dell'ambiente, pensate allo sviluppo di infrastrutture moderne, non del XX secolo, del XXI secolo. Pensate alle relazioni economiche tra le istituzioni della nostra regione. Abbiamo bisogno di far lavorare insieme tutti questi attori del territorio che oggi sono troppo solisti. Non possiamo perdere le banche, non possiamo perdere gli utility, le imprese di pubblica utilità, non possiamo perdere le fiere, non possiamo perdere i porti, non possiamo. Dobbiamo lavorare in una difesa della nostra identità veneta e della nostra economia e con degli obiettivi chiari. Dobbiamo riallineare la politica della nostra regione a una politica nazionale, europea e internazionale che è legata ai temi della sostenibilità e ai temi della, diciamo così, una attenzione ai temi del sociale diversa da quella che abbiamo sperimentato negli ultimi 15 anni. Allora ecco, penso a un Veneto innovativo, penso a un Veneto sostenibile, penso a un Veneto solidale. Abbiamo il terzo settore più straordinario mi viene da dire del mondo, ma non vorrei allargarmi, ma sicuramente abbiamo una rete sul territorio di presenze nel non profit, del terzo settore, che è straordinario, che si deve integrare in modo organico con la nostra economia. Dobbiamo coltivare queste realtà e sostenerle. E quindi dobbiamo condividere le difficoltà, i pesi, delle fragilità che ci sono nella nostra società, perché se portate insieme io credo pesino molto meno. E quindi ecco la sensibilità di ciascuno di noi che possa dare risposte più efficaci. Io sono convinto che in questi 3 mesi che ci separano dalle elezioni riusciremo a far comprendere che c'è un modo diverso di fare politica, c'è un modo diverso di farsi sentire vicini alle persone nel quotidiano, nell'attenzione. Pensate solo alla medicina del territorio, scritta nei documenti e mai realizzata. Dobbiamo andare vicino alle persone, non pensare che le persone vengano dei poli ospedalieri acuti più belli del mondo, di cui siamo orgogliosissimi, siamo qua proprio perché siamo orgogliosi della sanità della nostra regione. Ma oggi la medicina è una cosa diversa, è lasciare la persona a casa, assisterla nelle sue fragilità, nel suo ambiente domestico, e questo non lo stiamo facendo. Per cui c'è una cosa da fare, ce ne sono tante. Io non voglio andare oltre. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per l'organizzazione di questa mattinata e di questi 3 mesi, perché oggi si parte ma poi sarà un crescendo di iniziative. Io ho piacere che tutte le persone che sono qui intervengano e spieghino un attimo anche la ratio di questa, diciamo così, alleanza elettorale, di questo progetto comune, perché credo che la forza non sia nell'avere Arturo Lorenzoni candidato, la forza è nell'avere un insieme di forze politiche che condividono un progetto. L'ho già detto, ma lo ripeto, perché ci tengo. E questa è una cosa solida, che inizia oggi e che vedrete che porterà una grande visione e una grande apertura della nostra regione. Io inizio lasciando la parola ad Alessandro Bisato, che è il segretario regionale. Devo cambiare il microfono adesso? Scusate. Lascio la... Sì. No, va. Continuo qui. No, mi dispiace perché do le spalle. Lascio la parola ad Alessandro Bisato, che è appunto il segretario regionale del Partito Democratico, che è, diciamo così, la forza forse
più organizzata, più strutturata, che ha dato fiducia a questo percorso. Io lo voglio ringraziare, lui e tutto il Partito Democratico, che ha creduto in un candidato che viene da un percorso esterno. Questo secondo me è un segno di grande visione, di grande fiducia. Sento tutta la forza della fiducia che mi è stata data e il peso della responsabilità, ma non mi spaventa. Sento più l'apertura che è stata fatta, che io credo sia un segno fortemente nuovo. È un segno di apertura verso una società ampia e di una politica, come dicevo, che guarda più alle persone che alla gestione della politica stessa. Quindi non ci guardiamo all'ombelico, guardiamo avanti e quindi grazie veramente al Partito Democratico, che ha poi fatto anche da trattore verso tutte le altre forze politiche che sono presenti qui e che diciamo così, vedono in questo percorso qualcosa di realizzabile in tempi anche molto più brevi di quello che qualcuno può pensare. Allora grazie, buongiorno a tutti, grazie ad Arturo Lorenzoni che in chiusura del suo ragionamento iniziale dà lo spunto a me per salutarvi e dirvi qual è il percorso che porta il Partito Democratico del Veneto a scegliere oggi, ma l'aveva già fatto nel periodo pre-Covid, di indicare Arturo Lorenzoni come candidato alla presidenza della Regione del Veneto per il centro-sinistra veneto. Perché prendo spunto da quello che ha detto Arturo? Perché lui dice, e io condivido, che il Partito Democratico poteva fare una scelta identitaria, era assolutamente legittimato a farlo, aveva tutte le caratteristiche per farlo, ma ha scelto, attraverso un dibattito ampio, compiuto all'interno della propria scansione degli organi che rappresentano un partito costituito, che ha ancora la forza di avere una ramificazione territoriale. Ha fatto tutto il ragionamento che ha portato a scegliere che era bene invece aprirsi il più profondamente possibile alla società civile veneta. Noi pensiamo di poter mettere in campo un'idea nuova e alternativa di Veneto, che sappia tenere insieme una visione del futuro che aggancia sullo sviluppo, sulle mediazioni possibili tra le città, che sono la forza di questo Veneto, e ne è caratteristica principale e forte la città in cui ci troviamo, Padova, che esprime un'amministrazione di centro-sinistra che bene sta amministrando questa città. Ed è proprio partendo da questo dato che Arturo Lorenzoni, che è vice sindaco della città di Padova, sa coagulare e interpretare questa voglia di un Veneto alternativo, che sappia tenere insieme appunto visione, innovazione, ma anche e soprattutto coesione sociale. Non dimenticarsi mai degli ultimi di questo Veneto che ci sono, che magari non hanno la forza di alzare un dito e dire che esistono anche loro. Beh, noi vogliamo pensare anche a loro, vogliamo pensare a loro soprattutto alla luce dei 3 mesi che tutti abbiamo vissuto in un sostanziale distanziamento sociale, mentre da stamattina io penso che sia utile ripartire da un distanziamento fisico. La politica è socialità, la politica è rapporti con gli altri, è mediazione rispetto a un'idea forte che poi, messa assieme alle idee forti degli altri, sappia contribuire a migliorare la terra in cui si vive. Allora, il ritrovarci qui a Padova, tutti assieme, tante forze, più o meno importanti da un punto di vista elettorale, presunto elettorale, ma non invece minoritarie nel rapporto con il tessuto connettivo del Veneto, ci vedono protagonisti primi di questa vicenda e di questa interlocuzione che abbiamo avuto per vari mesi e che ci porta oggi a dire Arturo Lorenzoni è il candidato del centro-sinistra e del Partito Democratico del Veneto alla presidenza della Regione del Veneto. Sappiamo che non sarà facile, ma sappiamo anche che le buone idee possono stare e correre attraverso tante gambe di persone che attraverso la passione politica, l'intermediazione singola e collettiva, mettono in campo appunto quella passione che ti fa fare balzi in avanti, magari non consapevolmente previsti. Noi ci crediamo in questa nuova avventura e, permettetemi una punzecchiatura, finalmente una conferenza stampa
in cui non ci sia solo qualcuno che parla, ma ci sia, come dire, un'apertura anche a pezzi altri di questa società veneta, che esiste, che c'è, che vuole dire la propria voce, che lo dirà, l'ha già fatto, l'abbiamo fatto attraverso gli strumenti che potevano essere messi a disposizione in questi mesi, ma che invece da domani riprenderà anche quel contatto possibile, secondo le norme, fisico interpersonale, per appunto traghettare il voto elettorale che sarà presumibilmente in settembre con un candidato presidente, ma dentro una forza plurale, che sappia mettere assieme chi è dentro un partito e dentro l'istituzione del partito, anche con pezzi di società veneta con la quale il Partito Democratico frequentemente, anzi sempre, lavora nelle amministrazioni locali, medie e piccole, con una sensibilità comune che non potevamo mettere in secondo piano nel interloquire e intercettare quel pezzo di Veneto. Quindi da domani avanti tutta, forza, coraggio, con determinazione e con la consapevolezza che questa battaglia politica, elettorale, può voler dire portare in superficie un Veneto che è cosciente della propria forza economica, della propria forza sanitaria e sociale, frutto di scelte fatte in generazioni che ci hanno preceduto e che tante volte vengono vendute come l'orizzonte temporale del giorno prima, dei 5 anni prima. E invece il tessuto connettivo, il rapporto socio-sanitario del Veneto è stato costruito molti anni fa grazie alla forza e alla lungimiranza di persone che dovrebbero essere molto di più ricordate e che noi pensiamo di poter reinterpretare alla luce degli anni 2000 del secolo, dell'anno 10 del secondo degli anni 2000. E mi avete capito, insomma. Allora, non volevo andare oltre la tempistica assegnata. Mi piace come ultima battuta ricordare che la disposizione nell'ovvio e consueto distanziamento mette assieme tante forze che hanno interloquito, parlato, discusso negli ultimi mesi, settimane, giorni, che ricominceranno a farlo domani per mettere insieme un programma che sia il coagulo delle esperienze, del vissuto, della quotidianità di pezzi significativi di questo Veneto, con al centro Arturo Lorenzoni e però tutte anche le caratteristiche che ognuno di noi può portare in campo. Buona giornata. Grazie Alessandro, grazie delle parole, grazie del supporto e grazie della condivisione del percorso. La seconda forza che io voglio introdurre è il Veneto che vogliamo, è una forza nuova. Forse non è la parola giusta. No. È una forza nata di recente, mi piace di più, è una forza nata di recente dalla integrazione di tante esperienze civiche che ci sono nella nostra regione. E noi abbiamo iniziato questo percorso nel 2018 cercando di fare rete e questa rete poi è cresciuta e oggi si può presentare diciamo così, come una forza presente su tutta la regione. Io do la parola ad Elena Stanel, che è una delle portavoce, qui c'è anche Giorgio De Zen, c'è Marco Carrai, non so se ci sia qualche altro rappresentante del coordinamento, che non vedo però in questo momento. Ecco, è credo anche questo un elemento di novità, è un segno di come lavorare sull'aggregazione possa portare dei frutti e quindi ecco, lascio la parola ad Elena in rappresentanza di questo gruppo. Buongiorno a tutti e a tutte, forse è stato sbagliato il colore della mia mascherina. Allora, parlo appunto a nome del Veneto che vogliamo oggi, in realtà parlo a nome di 1900 attivisti che ormai sono iscritti al movimento, parlo a nome dei coordinatori dei coordinamenti provinciali che abbiamo in tutte le 7 province del Veneto, parlo a nome di un coordinamento regionale che ogni settimana si riunisce, anzi ogni mese in realtà ultimamente,
per portare avanti un movimento che è l'unico movimento civico e popolare che è partito in Veneto ormai un'era geologica fa. Un anno fa, nel 2019, abbiamo iniziato questo percorso attraverso un percorso di ascolto nelle varie province del Veneto e ci siamo resi conto di una cosa fondamentale, almeno per noi, il fatto che i cittadini veneti, donne e uomini, si trovassero soli, soprattutto diciamo non nelle grandi città ma nei piccoli comuni, nelle aree interne, nelle zone marginali. Il Veneto è fatto di piccoli comuni, non è fatto solo di grandi città. Lì la politica nel corso del tempo si è allontanata dalla vita vera delle persone, dalla vita quotidiana di donne e uomini. Andando a fare questo percorso d'ascolto ci siamo resi conto che lì c'era un vuoto anche fatto e prodotto da un vecchio modo di fare politica, che negli anni probabilmente ha fatto perdere fiducia alle persone. Quindi ci siamo organizzati e appunto da un anno abbiamo costruito questo movimento civico, popolare, dal basso, che prova a unire i puntini di tutto il Veneto che in qualche modo in questi decenni è stato lasciato solo. E abbiamo provato appunto a mettere al centro le reali esigenze dei veneti, quindi già da un anno abbiamo iniziato a lavorare su dei gruppi di lavoro, con dei tavoli tematici che hanno iniziato a costruire un programma che partisse dalle esigenze che noi stavamo riscontrando in questo percorso. Arturo Lorenzoni è per noi il candidato ed è sempre stato per noi il candidato diciamo naturale. Ricordo un momento di assemblea un po' di mesi fa dove appunto l'assemblea aveva sostenuto l'idea di avere un candidato che rappresentasse il mondo civico e popolare, ma allo stesso tempo rispettando, come nel Veneto che vogliamo stanno, quelle forze politiche che hanno deciso di fare anche un passo indietro. Dentro il Veneto che vogliamo sono rappresentati non solo cittadine e cittadini, ma anche degli attivisti e delle persone che stanno dentro i loro singoli partiti, ma che hanno deciso di cedere un po' di sovranità per stare dentro un percorso più ampio. È un modello che abbiamo sperimentato anche a Padova, è un modello che è stato sperimentato in Spagna con Catalogna in Comú, da Barcellona in Comú, quello di dire rimettiamo tutto il centro-sinistra democratico dentro all'interno di un unico luogo dove si possa davvero parlare della vita vera delle persone. Quali sono i temi cardine che vorrei portare qui oggi? Non sono i temi di programma, perché il programma va condiviso dentro la coalizione, sono delle visioni che noi abbiamo discusso in questi mesi e soprattutto abbiamo rivisto dopo l'emergenza Covid, perché il mondo è cambiato e noi dobbiamo renderci conto che il mondo che troveremo domani di fronte a noi non sarà quello che abbiamo visto prima. Quindi prima di tutto il benessere delle persone, la persona al centro. Dicevo prima, c'è una dimensione personale che la politica non tiene più in considerazione. Pensiamo solo a noi tutti, soprattutto parlo alle donne che sono qui, che hanno dei figli e una famiglia, che in questo tempo di clausura, di quarantena, hanno dovuto stare dietro ai propri figli, lavorare da casa in smart working, non avere nessuna tutela, soprattutto rispetto a tutele che non arrivano ancora oggi dalla nostra regione, e questi sono problemi veri di vita materiale che la politica deve riuscire a risolvere. E soprattutto un altro tema, il tema delle pari opportunità, ma spieghiamoci meglio, della pari capacità e opportunità delle donne di attivarsi e fare politica ed essere al centro del dibattito pubblico. Questo è un altro tema fondamentale per il lavoro che stiamo facendo, come la rappresentanza dei più giovani. Il Veneto ha 30.000 giovani che ogni anno vanno via da questa regione per trovare opportunità altrove. Questa emorragia, come Lorenzoni dice sempre, lavorando in università, va assolutamente fermata. E poi, d'altro punto, il benessere delle comunità. L'emergenza Covid ha fatto vedere che non proteggere l'altro significa non proteggere la comunità. La sanità pubblica e basta, è per noi al centro del lavoro su cui stiamo lavorando. Parliamo di medicina territoriale, parliamo di medicina di prossimità, e se questo progetto non verrà realizzato in Veneto, se ci fosse una nuova pandemia, ci troveremmo a vivere un mondo come quello che hanno vissuto i Lombardi, dove la sanità pubblica appunto non è stata tutelata. Ultimo punto, il benessere del territorio. Quindi con persone, comunità e territorio. Stiamo lavorando anche sul consumo di suolo.
Pensiamo ad esempio alla Regione Veneto e al fatto che l'ambiente debba essere davvero rimesso al centro anche di una riconversione ecologica dell'economia. Ma benessere del territorio anche rispetto ad una cosa che probabilmente noi in questo tempo abbiamo un po' perso di vista, il campanilismo che tanto dalla Lega è stato utilizzato, in realtà è sempre utilizzato come qualcosa di negativo, ma se noi riportiamo al centro l'autonomia vera dei territori, dei comuni, nel saper lavorare e fare rete tra loro, per fare in modo che questo campanilismo che in Veneto esiste, c'è, io vengo dal piccolo comune del Veneto, il campanile è sempre stato il punto di riferimento di tutti noi, credenti e non. E quindi voglio dire, lavorare sul campanilismo cercando che non sia qualcosa che divide l'uno dall'altro, ma che include, che mette insieme le persone, anche le persone diverse che vivono in questo territorio, le persone che vengono da altri paesi, è probabilmente la chiave giusta. Non in opposizione a un'ideologia che qualcun altro ha usato in questi anni per avere consenso, probabilmente noi abbiamo l'opportunità oggi di riportare al centro i nostri campanili in un'ottica inclusiva, i nostri piccoli comuni in un'ottica di lavoro chiara e in rete con gli altri, e andare fuori dall'idea che ci sia il centralismo di Venezia che è tanto caro a Zaia, e che invece noi possiamo lavorare in municipalità che hanno più potere, in rete insieme tra loro e che collaborano con la Regione Veneto. Un punto, e chiudo, il tema della trasparenza. Per noi è molto molto importante. Abbiamo visto in questi anni, e crediamo di dover invertire la rotta, il fatto chiaro per cui i cittadini veneti non si sono sentiti inclusi nelle decisioni regionali. Credo che tutti voi, indipendentemente dal lavoro che fate o da quello che fate nella vostra vita, non abbiate avuto l'opportunità di partecipare davvero, di conoscere davvero cosa stava succedendo dentro il Consiglio regionale, ma anche le decisioni che magari venivano prese. Faccio un esempio. Conferenza stampa dove si dice che la crisi Covid verrà presa in carico poco tempo fa dando un fondo di 400 euro a famiglia per l'affitto. In realtà, se andiamo a vedere bene, leggiamo le carte, dietro quell'aiuto si aiutano 3.750 famiglie in difficoltà in tutto il Veneto. A noi sembra che questo non sia assolutamente insufficiente ed il percorso che è arrivato a portare a questa scelta, almeno io non l'ho seguito così da vicino per poterci intervenire. Credo che invece i cittadini veneti abbiano voglia di ritornare a fare politica, abbiano voglia di ritornare a incidere sulle decisioni di questa regione e non solo dei comuni in cui vivono, mentre in questi anni è stata lontana, troppo lontana, e dobbiamo assolutamente lavorare per questo. Il Veneto che vogliamo lavora per prendere queste idee da tutti i territori, dal Polesine fino a Belluno, alle montagne, per metterli in un unico contenitore e unire i cittadini veneti e le cittadine venete che credono in un movimento civico e popolare. E ringrazio. Grazie Elena, grazie anche della passione che c'è nel lavoro che state facendo come Veneto che vogliamo. Io lascerei la parola a Luana Zanella, che è una storica rappresentante del Movimento Verde e che fa parte del nostro percorso. Io la voglio ringraziare e credo che la sensibilità che portate a questo gruppo sia una sensibilità importante. C'è questo movimento forte a livello europeo che vuole riprendere le tematiche ambientaliste in una chiave secondo me nuova, e questo è un elemento secondo me molto molto importante, perché o torniamo a valorizzare, a rispettare l'ambiente con una logica costruttiva ma una logica di tutela, oppure veramente rischiamo di farci male, farci molto male. Quindi lascio la parola a te. Grazie a tutte e a tutti e grazie a Arturo Lorenzoni. Le sue parole mi facilitano il compito di spiegare perché le Verdi di Europa Verde del Veneto convintamente hanno aderito alla proposta di questa candidatura a Presidente e alla quindi guida di una coalizione che deve dimostrare la propria capacità di rinnovamento e di strategia di lungo periodo, a prescindere quindi dai risultati immediati, essere capaci insieme di esprimere
una cultura di governo alternativa a quella del centrodestra, a livello locale e a livello nazionale e a livello europeo, direi addirittura globale. Innanzitutto qui siamo in un luogo, come diceva Arturo prima, in un luogo della scienza della cura. Ma vorrei ricordare da una parte, come già Elena ha fatto molto bene, che la scienza della cura ha una radice forte nella sapienza femminile. Senza il contributo delle donne, senza il contributo anche in questo periodo, proprio in termini di cura complessiva, non la cura del lavoro domestico e basta, ma di competenza anche in tutti gli altri settori lavorativi, in particolare quello della sanità e dell'assistenza, le donne esprimono, direi, una differenza, una diversa qualità, una diversa capacità di relazione, una diversa anche capacità di mettere al primo piano le cose che contano. Innanzitutto l'amore. L'amore per le proprie creature, l'amore per l'ambiente, l'amore per la vita, l'amore per il futuro. Senza amore non c'è speranza, senza speranza, senza amore non c'è progetto politico. Il progetto politico dei Verdi quindi si basa sicuramente sulla cura, la cura dell'ambiente, ma è un progetto molto molto anche concreto e pratico di riconversione dell'economia. Il Veneto, perché sia una terra del futuro, integrata in Europa, infatti noi ci chiamiamo Veneto Europa Verde, deve assolutamente adeguare la propria governance e le proprie scelte, sia nel pubblico che nel privato, alla necessità di rifondare l'economia veneta, di riconvertirla, di mettere al centro appunto l'ambiente. Non abbiamo parlato finora del cambiamento climatico, ma la nostra regione, e io sono di Venezia, la mia città in modo speciale, soffrono della conseguenza drammatica di quella che è stata chiamata una pandemia rallentata, che è il cambiamento climatico. Noi quindi dobbiamo costruire un progetto di prevenzione, di adattamento e di contrasto in linea ovviamente anche con quello che è già la normativa europea e con quello anche che ci consegna adesso l'Europa come condizione primaria per l'utilizzo dei fondi europei, che è quello di legare il progetto soprattutto e in particolare nel nostro territorio al Green Deal, al New Green Deal. Appunto non si tratta di una nostra proposta minimalista e ideologica, ma di essere nel mainstream europeo e quindi di pensare al Veneto, dove già l'economia verde è presente e produce non soltanto PIL, ma anche ha mantenuto un livello occupazionale interessante, perché possa essere veramente trainante il nord-est, trainante rispetto alla necessità di un'economia diversa, un'economia che non soltanto del primo settore, che è quello che poi ci dà da mangiare, tutto da ripensare all'interno della PAC, dove l'economia dell'agricoltura, dell'allevamento, anch'essi devono essere ripensati, perché non dimentichiamo che l'allevamento intensivo, così come è presente nel Veneto, se non viene anche questo riconvertito, può comunque essere fonte di nuove epidemie, fonte di nuovi disastri, molto più vicino a noi di quanto abbiamo sopportato e sofferto con il Covid. Ecco, quindi c'è una necessità che queste forze si mettano assieme, per analizzare questa nuova realtà che è il Veneto dopo Covid, che non è uguale a prima,
per tirar fuori i problemi che appunto ancora non hanno avuto voce e rappresentanza, le nuove povertà, le nuove realtà che stanno per finire, anche dal punto di vista produttivo, gli impatti che devono essere naturalmente anche, come dire, accompagnati da proposta politica degli interventi economici nazionali ed europei. Penso all'eco bonus. L'eco bonus è una grande, l'abbiamo introdotto noi, ero io in Parlamento in quel periodo, nel 2007, ed è una grande opportunità, ma deve essere gestito, perché altrimenti rischia di essere anche non così potente come strumento come invece può essere. Ecco, quindi io ringrazio Arturo che si fa garante, e per noi è stato garante di questa coalizione, di questo progetto innovativo da tutti i punti di vista, che mette al centro l'ambiente, la persona, che tiene insieme le culture differenti, le donne e gli uomini di questa nostra meravigliosa regione. E noi come ambientalisti verdi abbiamo cercato anche di fare un'alleanza con giovani di Sanca Veneto, che poi prenderanno la parola dopo di me, a dimostrare che per noi le radici e l'identità del nostro territorio è importante tanto quanto la visione globale, la visione planetaria, che per me non soltanto è una visione da verde storico, ma deve essere la visione del presente e del futuro. Grazie per questa visione che è una visione aperta veramente verso il futuro, e grazie perché ha avuto il coraggio di parlare dell'amore. È una cosa che a me ha colpito. Grazie, perché mi è piaciuto moltissimo. E non ho rispettato l'alternanza di genere, e mi chiedo scusa, però a questo punto allora finiamo la rappresentante di genere femminile. La rappresentante di Più Europa è Anna Maria Zanetti. Più Europa è una forza che si è unita al percorso, che credo rappresenti quella dimensione di integrazione verso l'Europa che è importante, è rappresentata qui anche da Volta, che poi illustrerà un altro progetto molto bello. Lascio la parola a lei, la ringrazio di essere presente. Grazie Arturo, grazie a tutti e due per la presenza. Come diceva il nostro candidato, io mi chiamo Zanetti, sono della direzione nazionale di Più Europa. E noi siamo qui, assieme a me c'è anche il responsabile regionale Corrado Cortese, per esprimere il nostro sostegno alla candidatura di Arturo Lorenzoni. Un sostegno che è politico ed è di speranza. La speranza che in questo Veneto che ci viene raccontato essere in modo bulgaro, consenziente a colui che fino a questo momento non è stato ancora nominato, cioè il presidente Zaia, che è un po' il convitato di pietra, un Veneto che io spero non sia così bulgaro come appunto ci viene detto, ma che sia invece una regione, ed è qua, da questo tavolo, c'è già la sintesi di questa coalizione, possa essere una coalizione di forze che sono diverse tra di loro anche storicamente, ma che hanno ora come ora l'opportunità e la necessità storica, direi, di far vedere molto di più le cose che li uniscono che non quelle che li dividono. Io ho avuto il piacere stamattina, e adesso parlo personalmente per la mia storia politica, per la mia biografia, di vedere questa accentuazione del discorso del soggetto donna e del soggetto femminile all'interno della politica, perché guardate che è ancora molto raro che questo succeda, siamo abbastanza indietro come paese e come regione su questo. Per cui trovo che già questo sia un punto importante che viene spesso oscurato, sottovalutato, e che invece rappresenta un motore potente di politica diversa e di proposta politica sul territorio. Ovviamente noi ci chiamiamo Più Europa. 2 anni fa, quasi 3 anni fa, quando ci siamo costituiti, c'era molto
sconcerto quando ci presentavamo, perché l'Europa era vista, ed è vista tuttora, ma ci sono delle novità, era vista come qualcosa di distante, perché nella narrazione tradizionale erronea che viene fatta, l'Europa è un soggetto distante, un soggetto burocratico, è un soggetto nei confronti del quale si fanno spesso errori di comunicazione, e io spero che questa coalizione possa invece cominciare a parlare dell'Europa per com'è. L'Unione Europea, quello che fa l'Unione Europea, quello che ancora noi come Stati nazionali dobbiamo fare per arrivare a un'unità politica sul serio, che abbia la possibilità di incidere, e non questo Consiglio degli Stati che sappiamo è un po' la pietra tombale del vero obiettivo europeo e del vero programma europeo. Allora, noi siamo qui oggi perché speriamo, contiamo che questa candidatura a Arturo Lorenzoni come presidente, non in quanto anti-Zaia, ma per iniziare a costruire un'alternativa a quello che io personalmente vedo di essere tra i pochi a usare questo termine, ma che io personalmente ritengo essere un regime. Cioè noi viviamo con una realtà che ci viene raccontata, che non è quello che è, e vi faccio un esempio per tutti: il coronavirus. Sembra che il Veneto sia stata, nel racconto che ci fa Zaia e dei giornali e dei mass media che si accodano su questo, invito i colleghi ad essere magari un po' più critici su questo aspetto, ci viene raccontato come la regione che ha meglio, addirittura quasi a livello globale, affrontato i problemi. Io invece vi posso dire, da persona che è stata dentro la sanità regionale e i servizi sociali per una vita, che il coronavirus ha impedito a Zaia di fare quello che Zaia voleva, cioè di fare la sanità regionale come la sanità lombarda, perché questa è la direzione, giustamente Lorenzoni all'inizio lo citava, questa è la direzione. Da noi la medicina del territorio, che di tanto si parla, in realtà è stato un fallimento della giunta Zaia. Non c'è una reale medicina del territorio integrata. Come diceva giustamente sempre il nostro candidato, si è concentrato tutto sugli ospedali per acuti, dimenticando il territorio, gli anziani, le donne, i giovani. Quindi Zaia, Machiavelli diceva che la fortuna è uno degli elementi del principe. In questo caso c'è stata una fortuna storica che ha aiutato ancora di più questo racconto, che secondo me è un racconto sbagliato, e che sarà compito nostro cercare di raddrizzare. In più io ci tengo, siccome abbiamo già parlato di donne e di diritti civili, quindi non mi ripeto, ci tengo a dire che in questa regione i fermenti di destra e di destra eversiva, i fermenti contro i diritti delle donne, i fermenti contro un avanzare della società in senso europeista, ci sono radicati, magari in questa città e magari anche in una città che si chiama Verona. E non è un problema di quelle città, è un problema della cultura veneta, che in questo senso va affrontata e combattuta con la proposta e non solo con la protesta. E credo che su questo ci siamo. Quindi un invito ad andare avanti perché questo Veneto è un Veneto europeo, deve diventare ancora di più europeo, io dico europeista, nel senso che deve raccontare davvero quello che questa Unione Europea fa per il nostro paese e per tutti i paesi. Abbiamo visto in quest'epoca quanto l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea sono riusciti a fare. Un'ultima annotazione, con tutti gli auguri che noi facciamo a questa coalizione, perché lo facciamo anche a noi stessi, di poter quindi cambiare, iniziare un'alternativa a contravvertire quindi il percorso. Io cito e chiedo la solidarietà di tutti i presenti al tavolo. Noi partiamo come più Europa da una discriminazione. Noi abbiamo il dovere, l'obbligo anticostituzionale della raccolta delle firme. Anche i Verdi e anche probabilmente altre formazioni come i Volt. Questo è un tipo di ferita dalla quale non possiamo e chiediamo quindi, a partire dal Partito Democratico, a partire dal candidato Lorenzoni e dalle altre forze, una solidarietà su questo tema, perché bisogna partire tutti dallo stesso punto di partenza.
è anticostituzionale e discriminatorio. Noi faremo un'iniziativa a livello nazionale, penso proprio con i Verdi su questo, però già da questo punto sarebbe importante avere una parola di solidarietà. Grazie mille. Grazie davvero per questa sensibilità e anche per questa partecipazione che a me piace. Io do la parola adesso a un'altra forza che si è unita al nostro percorso, a Fabio Amato del Centro Democratico, che rappresenta un'altra sensibilità all'interno, diciamo così, del mondo democratico, e che a me fa piacere sia presente, quindi ringrazio Fabio, ma ringraziando Fabio ringrazio insomma tutto il mondo che intorno a lui si è raccolto e che condivide il percorso. Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio Amato e sono il responsabile regionale del Centro Democratico. Sarò sintetico nonostante la mia nota capacità di allungare i tempi, ma ritengo che sia giusto anche dare un segnale di sintesi, perché è importante poi che questo sia uno dei temi sui quali lavorare assieme come metodologia. Il Centro Democratico ha riavviato da pochissimi giorni, da pochissimo tempo, la sua esperienza sul territorio veneto e all'interno della coalizione cercherà di rappresentare una forza di coesione attraverso la ricerca di sintesi e concretezza nell'azione politica del gruppo al quale noi abbiamo deciso di contribuire. In particolare per quello che riguarda la nostra sensibilità all'interno della coalizione, noi vogliamo comunque rappresentare una particolare attenzione per i temi dell'economia e assieme agli altri del territorio. Giustamente si è detto questa mattina e si è fatta molta sottolineatura sul tema dell'integrazione, perché l'integrazione secondo me è uno dei temi importanti che escono anche da questa esperienza del coronavirus. L'integrazione a livello europeo è evidente che deve essere riscoperta in un'ottica di visione nuova della comunità, che deve essere rilanciata attraverso il contributo di tutti, altrimenti ormai è evidente che si andrebbe verso un inevitabile tramonto. Ma penso che il Covid abbia anche rigenerato, tra virgolette, il termine della coesione nazionale, alla quale il Veneto può dare, per la sua esperienza culturale e storica, un grande contributo, perché purtroppo il Covid, secondo me, non ha manifestato la capacità di autonomia delle regioni, ma piuttosto la capacità di autarchia o di antinomia delle regioni. Io penso che sia esperienza di tutti che ormai non riusciamo più a raccapezzarci tra direttive nazionali, direttive regionali, interventi dei comuni, delle grandi città, incapacità di molti sindaci dei piccoli comuni di dare anche ai cittadini le indicazioni precise. Ecco, ricostruire il tema dell'integrazione nazionale e culturale locale è, secondo me, una caratteristica che la nostra coalizione deve sottolineare. Questo anche perché ricostruire l'integrazione vuol dire, in un momento come questo, cercare di intercettare da subito le grandi risorse che l'Europa, la BCE e soprattutto la Banca Europea degli Investimenti metterà in campo nei prossimi anni per la ricostruzione. Ma queste risorse non possiamo e non potremo permetterci noi e permettere a chiunque governerà questo territorio che vengano sprecate. È un'opportunità che non capita ogni anno, ogni 2 anni, ogni 5 anni, capita ciclicamente in ogni periodo storico, e proprio la volontà e la capacità che noi avremo di costruire, condividere e compartecipare con i cittadini un progetto di lungo respiro per la gestione di queste risorse, per la gestione di questo territorio, sarà secondo me una caratteristica importante che ci deve contraddistinguere. Mi avvio velocemente alla conclusione. Non riprendo il tema della sanità perché è un tema importante, già gli altri hanno detto molte cose che sicuramente condivido. Ecco, noi con molta umiltà e con molta serenità ci mettiamo a disposizione di questa esperienza
cercando di garantire un contributo, per quanto lo possiamo fare, di esperienza e di competenza nella gestione e nella rappresentazione delle istanze del territorio, e speriamo che questo possa aiutarci a un risultato vincente. Grazie Fabio. E io darei la parola stavo pensando adesso, una forse delle forze politiche più vecchie presenti qua sul tavolo, perché Carlo Casagrande, che rappresenta Veneto Civico, ha iniziato la sua diciamo così, attività politica forse sicuramente prima che nascesse il Partito Democratico, prima che nascesse non so, forse i Verdi c'erano già, ma magari con un altro nome. Quindi Veneto Civico, se ci spieghi un attimo la vostra storia, e grazie di esserci Carlo, perché in molte parti del Veneto questa rete sul territorio è una rete presente ed è una rete efficace. Il mio cordiale saluto a ciascuno di voi. Carlo Casagrande, Rete Civica Veneta, ricordava l'amico Arturo, noi siamo una delle forze più vecchie nel palcoscenico regionale, ci presentiamo con propri candidati alle elezioni regionali appunto dal 2005, ricordo Massimo Carraro, fino all'ultima esperienza di Alessandra Moretti, quindi insomma abbiamo sempre con impegno, con semplicità, però insomma con determinazione onorato la competizione elettorale. Il mio non può che essere un grazie, innanzitutto. Un grazie alla disponibilità, ma soprattutto al lavoro fatto da Arturo Lorenzoni in questi mesi. Periodo Covid a parte, ovviamente, in cui eravamo tutti bloccati in quarantena, responsabile da veneti. Voglio ricordare Arturo il tuo lavoro di pellegrinaggio sul territorio veneto, nella raccolta delle istanze programmatiche e nel confronto con le persone rappresentative appunto nelle città e nelle province venete, con vari incontri fatti un po' dappertutto. E un grazie voglio anche farlo a nome della nostra associazione ai consiglieri regionali di opposizione che hanno sempre marcato la presenza loro in consiglio anche con proposte oggettive, insomma, tematiche importanti nell'aula consigliare. Cosa dire e quali i compiti che spettano alla nostra coalizione e in modo particolare sono un po' le sensibilità del nostro gruppo. Un tema, rinnovamento classe dirigente politica che parte appunto dalle municipalità. La nostra associazione è rappresentata da persone che vengono elette in liste civiche autonome nel territorio regionale. Quindi noi abbiamo l'esigenza di raccogliere nelle varie liste territoriali delle rappresentanze di persone di capacità, di competenze e di istanze appunto territoriali. Le questioni principali sono, da un lato la sanità, è stato ben ricordato da chi mi ha preceduto, dall'altro le questioni di natura economica. Cioè noi viviamo oggi un'epoca assolutamente nuova. Mai nella storia di questo paese, a parte le fasi delle post-guerre, l'economia era così compromessa ed è stata così compromessa come lo è oggi. L'emergenza sanitaria forse è al momento bloccata positivamente, è una questione normale. La questione economica invece ci preoccupa molto, quindi un rilancio turistico, un rilancio proprio di import-export. Il Veneto ha aziende che lavorano inevitabilmente con Germania, con Austria, con tutta l'Europa, con la Cina, con l'America. Quindi il Veneto deve ritornare da questo punto di vista un polmone aperto che riesca a comunicare bene con tutte queste realtà. E la politica regionale ha dei passaggi che possono essere fatti. Un altro tema importante della nostra associazione sono le capacità e le competenze. Arturo non può che essere il rappresentante principale. Insomma, dovremmo anche ricordare un po' il lavoro che fai, le materie che insegni, quindi l'economia, le fonti alternative, più in generale il tuo approccio alla soluzione dei problemi è quello metodico, è quello scientifico. Quindi sei il nostro rappresentante, ti abbiamo spinto ad accettare questa candidatura proprio perché sappiamo che sei una persona capace e competente rispetto a chi sta dall'altra parte, che consentitemi di dirlo, visto che i giornalisti sono sempre alla ricerca di qualche accelerazione, rispetto a chi dall'altra parte ha un po' sfruttato il periodo Covid per farsi campagna elettorale alle 12:30 quasi tutti i giorni, spiegandoci
se potevamo giocare a bocce e a biglie col cugino di primo, secondo, terzo grado. Questa secondo me non è una sicurezza responsabile di capacità e di competenza, è una campagna elettorale strumentale sfruttando il disagio di ciascuno di noi. Ecco, su questo vorrei, come dire, la stampa che, lo ripeto, è sempre attenta ma anche alla ricerca di qualche, come dire, concetto un po' più griff, ecco, ponesse in evidenza il fatto che strumentalizzare chi ha sofferto, chi ha dovuto vivere quarantena, chi ha dovuto rinunciare a incontrare i propri figli, chi personale ospedaliero rinunciava a rientrare a casa la sera per non avere il problema della contaminazione, si è visto questa campagna elettorale eterna, no? Di rassicurazioni approssimative in cui si parlava di gradi di parentela, di frequentazioni, non si capisce secondo quale principio di natura fisica. Allora, su questo a tutti noi l'augurio di buon lavoro, prima le proposte, lo voglio ripetere, ma non rinunciamo anche a ricordare a qualcuno che la strumentalizzazione di quello che è avvenuto non è stata una cosa deontologicamente corretta. Ecco. Io però un pensiero anche alla politica lo voglio sottolineare a conclusione di questo mio intervento. Questo progetto di coalizione che dagli amici è stato più volte richiamato non deve finire a campagna elettorale 2020, settembre 2020, qui deve partire e Tonella, insomma, ci conosciamo da qualche anno, credo che lo condivida perché è qui con me e altri amici insomma da anni, deve essere un progetto politico che prosegue con il tempo. La legazione civica, il polo democratico, le sensibilità ambientaliste, le sensibilità e le competenze di natura sanitaria, eccetera, 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 che noi abbiamo, dobbiamo portarle avanti anche pensando agli sviluppi futuri. Ecco, e su questo, e mi avvio alla conclusione, a ciascuno di noi auguro un buon lavoro, giusta la solidarietà fra le liste, ci mancherebbe, rappresentanza territoriale, quindi da Belluno a Rovigo, passando per Verona, Venezia e Padova, capacità, competenze e rinnovamento di una classe dirigente. Grazie, buon lavoro a tutti noi e buon lavoro a tutti. Grazie Carlo. Carlo è anche ingegnere, per cui insomma ha un titolo in più. Si è laureato nel dipartimento, quindi è un credito. Io voglio dare la parola adesso ad Alessandro Pace di Volt. Volt è una formazione nuova, giovane, orientata all'Europa, ma io direi orientata al futuro. A me fa molto piacere che facciano parte del nostro raggruppamento. Avete visto, forse sono stati presenti nelle elezioni regionali in Emilia Romagna, come prima credo apparizione a livello nazionale, ma sono presenti in tutti i paesi europei, cioè è una forza che con un'età media molto bassa, ma sta rappresentando qualcosa di nuovo nel panorama internazionale. Quindi mi fa piacere che sia presente Alessandro a nome del gruppo. Grazie mille, grazie a tutti e grazie ad Arturo per le parole di introduzione. Sì, spendo giusto un attimo per spiegarvi insomma qual è stata l'idea che ha portato alla nascita del progetto Volt. Volt è stato il primo partito che è nato come partito europeo. Quindi poi per motivi meramente legali, perché i partiti transnazionali non possono esistere da un punto di vista di partecipazione agli appuntamenti elettorali, si è concretizzato in partiti nazionali in tutti i paesi dell'Unione Europea. Questo cosa vuol dire? Che in tutti i paesi dell'Unione Europea c'è un partito che si chiama Volt, che ha un programma comune a quello degli altri partiti nei paesi dell'Unione Europea, quindi i nostri capisaldi sono gli stessi di Volt in Germania, in Danimarca, in Estonia, in Francia e così via. Quindi stiamo cercando di portare quella che è una visione veramente integrata di quella che è l'Europa. Allora io sono stato molto contento di ascoltare gli interventi degli amici che mi hanno preceduto, perché stanno portando avanti e noi vogliamo farci in questo caso anche diciamo centro catalizzatore, quindi per un centro progressista e che sia anche indipendente da quelle che sono le vecchie classi diciamo della politica, di proposte a lungo termine, perché noi abbiamo una prospettiva ventennale nelle nostre idee che vogliamo portare avanti, di un Veneto in questo caso che sia il più possibile integrato all'interno dell'Unione Europea, che sia davvero una regione europea e che sia in grado di sfruttare tutte le sue potenzialità. Noi vediamo una regione che ha delle grandissime potenzialità, ma dove è difficile per la nostra generazione, ad esempio, crearsi un futuro lavorativo, fare impresa. Ecco, questi sono dei punti su cui noi vogliamo
agevolarci, perché lo facciamo innanzitutto pensando alle persone della nostra generazione, appunto, quindi ai 20-30 anni, e dare la possibilità appunto di sviluppare quella che è la regione. Ovviamente nel 2020 questo sviluppo, come è stato ricordato giustamente prima, non può prescindere dalla sostenibilità ambientale, quindi quello che è stato chiamato Green Deal, per cui una proposta seria di utilizzo dei fondi europei che saranno messi a disposizione nei prossimi mesi, che siano incentrati sulla sostenibilità e una sostenibilità sociale, non lasciare indietro nessuno e uscire da quelle che sono state, diciamo, le politiche che hanno governato la regione negli ultimi anni. Quindi appunto mi avvio alla conclusione, cerco di essere il più breve possibile. Spero davvero che questa esperienza ci veda come punto di contatto tra le forze che sono anche in alcuni casi molto diverse le une dalle altre, ma tutti insieme crediamo di poter portare questa rivoluzione all'interno del Veneto come regione, per veramente dare la possibilità al Veneto di usare tutto il suo potenziale e di diventare la regione europea che merita di essere. Grazie a tutti. Ultimo del tavolo, ma non ultimo, rappresentante di Sanca Veneta. Sanca Veneta è una formazione che è presente sul territorio non so da quando sinceramente, però non siete appena nati. 2014, quindi presente, porta una sensibilità legata al territorio, legata a un'identità veneta che è importante, che ci tengo a dire non è un tema della destra. C'è questa cosa che il tema delle autonomie sia stato fatto proprio dalla Lega e dalla destra è una cosa un po' antistorica, nel senso che tutti i movimenti legati al federalismo, legati alle autonomie, sono storicamente movimenti progressisti e riformisti. Quindi mi fa piacere dare la parola e averlo a bordo, diciamo così, del gruppo. Grazie per il Scusa, non ho detto il tuo nome. Sì, mi chiamo Matteo Visonà e oggi rappresento Matteo Visonà, con l'accento sulla A. Grazie. E rappresento Sanca Veneta. Sanca in lingua veneta vuol proprio dire sinistra, per quelli che eventualmente avessero questa curiosità. Io intanto ringrazio Arturo in prima persona, perché ovviamente sarà lui che ci guiderà poi in questa avventura verso la presidenza della Regione Veneto. Ringrazio anche Alessandro, che è il primo contatto con il quale abbiamo in qualche modo parlato della coalizione per partecipare poi attivamente alle elezioni del 2020. Ringrazio anche Luana Zanella, come anticipavamo un attimino prima, abbiamo un accordo sostanzialmente che ci fa anche molto piacere portare avanti con i Verdi per presentarci in maniera unitaria a questo appuntamento, non solo perché facciamo parte della stessa famiglia a livello europeo dal punto di vista partitico. EFA, che rappresentiamo come settore giovanile, fa parte del gruppo dei Greens e appunto European Free Alliance, e noi ci localizziamo dal punto di vista politico all'interno di quello che è il progressismo dal punto di vista appunto sociale e politico. Ci tengo anche a dirvi che il nostro focus non è ovviamente solamente su quello che sono le politiche dell'autogoverno, ma anche su quelle che sono le politiche dei diritti civili, dei diritti sociali, su quelle che sono le politiche a favore dell'ambiente, politiche europeiste, perché come Volt sostiene, c'è la necessità di una federazione europea che prende in considerazione le regioni di Europa, non solamente gli stati nazionali o gli stati conformati, perché abbiamo la fortuna di vivere in un'area a livello continentale dove ci sono diverse sensibilità, dove ci sono diverse culture, diversi modi di intendere la vita, diverse economie, e abbiamo la necessità di fare in modo che queste siano la nostra ricchezza, perché la diversità è una ricchezza appunto che va valorizzata, va condivisa, non va ovviamente mantenuta all'interno di determinati recinti sia ideologici sia ovviamente fisici, ma abbiamo la necessità che in qualche modo la nostra cultura, la nostra identità venga valorizzata in maniera positiva.
Noi abbiamo il gravoso, se vogliamo utilizzare questo termine, compito di portare poi la tematica dell'autonomia all'interno di un'area dove fino a questo momento, anche se ci sono diversi esempi molto positivi, anche del passato, fino a questo momento non è stata ben presente perché è stata abbandonata alla destra e perché in qualche maniera è stato oggetto di contrapposizione, mentre l'autonomia, l'autogoverno, la cultura locale, la valorizzazione di quelle che sono le peculiarità locali sono a tutti gli effetti delle tematiche di sinistra, di centro-sinistra, sono delle tematiche progressiste, è la difesa della minoranza, è la difesa di quelle che sono le peculiarità locali contro quello che è il centralismo, quello che è la globalizzazione. Questo è molto chiaro dalle altre parti d'Europa e nelle altre parti del mondo, come diceva prima Arturo, tutti i movimenti europei che puntano la politica verso delle politiche localiste sono progressisti. La Scherra Repubblicana di Catalogna, i movimenti baschi, i movimenti irlandesi, i movimenti bretoni, tutti quanti sono di stampo di centro-sinistra. Perché? Perché è la difesa di quelle che sono le forze in minoranza, quelle che sono le più deboli. D'accordo? Qui in Italia in realtà abbiamo questa anomalia per la quale questa tematica è una tematica esclusivamente di destra ed è diventata anche una tematica esclusivista, no? Cioè la politica che viene portata avanti in questo momento sulle tematiche autonomiste o identitarie sono tematiche che tendono ad escludere il diverso, cioè sei veneto se il tuo nonno, il tuo papà, la tua mamma sono veneti, sei veneto se parli veneto, sei veneto se ti comporti secondo quelli che sono i crismi che vengono riconosciuti come identità veneta. No, noi invece vogliamo portare una tematica molto diversa. Sei veneto se ti senti veneto, se decidi di appartenere al Veneto, ed è una decisione personale che non può essere in qualche modo contrastata. Se ti senti veneto, allora per noi è tutto a posto. Sei veneto, non ti senti veneto, ti senti italiano, è uguale. Per noi la convivenza ovviamente di diverse culture all'interno di un determinato territorio è una ricchezza. Vogliamo semplicemente valorizzare quella che è la nostra e vogliamo che l'autonomia venga messa in pratica, anche seguendo quelle che sono le leggi attuali. Cioè, l'articolo 5 della Costituzione italiana, d'accordo, dice che lo Stato si conforma all'autonomia, cioè rincorre quelle che sono le esigenze dell'autonomia e di conseguenza quella è proprio la sussidiarietà, la delocalizzazione, la devoluzione del potere verso quelli che sono gli enti locali. Come introduceva prima anche Elena, non è una questione di centralismo romano o centralismo regionale. Qui si tratta di rovesciare la piramide dove gli enti primari sono le comunità dove noi viviamo, dove svolgiamo la vita tutti i giorni, d'accordo? Quelle sono gli enti che devono in qualche modo decidere le politiche del territorio, devono decidere come destinare i fondi che vengono prelevati tramite la tassazione, i tributi, e devono in qualche modo autogovernarsi in quelle che sono le loro realtà locali. Dopodiché, nel momento in cui ci sono le esigenze che fanno in modo che ci sia la necessità di aggregazioni più grandi, allora a quel punto si individuano delle aggregazioni degli enti di rappresentanza statali, provinciali, regionali, che danno la possibilità di godere di un servizio conformato. Ora, io visto che sono l'ultimo in qualche modo e mi piacerebbe chiudere con un augurio, insomma, di poter eleggere Doge Arturo Lorenzoni a settembre del 2020. Grazie. Grazie. Io porto anche il saluto, non sono presenti ma fanno parte dell'aggruppamento di altri due raggruppamenti, diciamo così. Il gruppo che si è raccolto intorno a Simonetta Rubinato, che anche porta avanti le tematiche autonomiste. Simonetta Rubinato ha avuto un'interlocuzione direi abbastanza fitta con me nell'ultimo paio di settimane, è a bordo del progetto e oggi non poteva essere presente, ma la metto al 100% come diciamo così, membro del nostro percorso.
e insieme con lei in parte il gruppo Demos, Democrazia Solidale. Io non so se ci sia qualcuno che non conosco di Demos presente qui, no, ecco no, perché mi avevano detto che non potevano venire ma cercavano magari qualcuno. Ecco, anche Democrazia Solidale è diciamo così, parte del nostro percorso, portando anche una sensibilità bella. Io voglio ringraziare veramente tutti per essere intervenuti. Questo è un po' il nostro perimetro attuale, non è un perimetro chiuso, nel senso che la porta rimane aperta anche a coloro che hanno iniziato, forse per delle ragioni di tipo nazionale, penso al gruppo di Carlo Calenda, penso anche ai percorsi dei renziani del Veneto che sono abbastanza articolati. E naturalmente non saremo noi a chiudere la porta, non l'abbiamo fatto finora, non lo faremo fino alla presentazione delle liste e l'auspicio è veramente che nessuno privilegi il suo orto rispetto ad una proposta ampia come quella che stiamo condividendo in questo momento e che condivideremo nei prossimi mesi. Per cui ecco, noi siamo qui, partiamo, benvenuto tutti coloro che vogliono unirsi condividendo un programma che nelle prossime settimane renderemo pubblico e che è l'elemento forte che tiene unite tutte queste forze. Grazie a tutti e non so se facciamo le domande. Facciamo fuori le domande. Facciamo prima la foto e poi le domande a voi. No, ragazzi abbiamo tempo, 40 abbiamo scontato. No, forse sì. No, facciamo domande. Se no ci dica che ha un convegno e allora non veniamo. Sono Anna Landame, Gazzettino, buongiorno. Chiedo scusa, però per noi ci avevano detto una presentazione e di solito le presentazioni contemplano anche le domande. Non più che la collega Zanetti le ha chiesto ai colleghi giornalisti di fare il proprio lavoro. Volevo chiederle, lei ha già risposto per quanto riguarda la coalizione che si può allargare e che quindi porti aperte Azione, Calenda e Renziani Veneti. Le chiedo, lei pensa di fare quello che hanno sempre fatto i suoi predecessori e quello che faranno anche forse alcuni dei competitor, la lista del Presidente? E se sì perché, se no perché? No, non abbiamo intenzione di fare una lista del Presidente perché, diciamo così, i percorsi che sono presenti qui sono dei percorsi forti, solidi, la lista del Presidente indubbiamente arriva a drenare risorse dai percorsi che mi stanno accompagnando. Non c'è questa intenzione, c'è l'intenzione di rafforzare i percorsi che sono presenti diciamo così, in questa pedana e quindi non ci sarà la lista del Presidente. Il mio percorso di origine è quello che ha confluito nel Veneto che vogliamo, che in qualche maniera mi accompagna e andare a drenare risorse dalle varie forze per fare la lista del Presidente credo che indebolirebbe il percorso di ciascuna di queste. Faccio un'altra questione, scusi. Che obiettivi vi date, al di là del fatto che tutti avete ripetuto, vincere? È primo colpo. Vado? Forse sì, perché sennò chi deve stare in fila. Davide Zazzino del Corriere. Piacere. No, avete parlato in 10, avete parlato in 1 ora e mezza, avete fatto tutto il record di Zaia, non lui da solo. Dobbiamo battere su tutti i fronti. No, però a differenza di Zaia, i giornalisti fanno le domande, credo. Insomma. Detto questo, volevo capire, visto che la data delle elezioni parrebbe decidere il 27 di settembre, no? Quindi si fa presto il conto di quale sarà il giorno per presentare le liste. Il professore ha sempre detto che lascerà il suo posto in comune il giorno della presentazione delle liste, col fatto però che quella data cade esattamente in mezzo all'estate, quindi magari potrebbe anche essere difficile un passaggio di consegne con chi poi prenderà il suo posto in giunta. Pensa di anticipare i tempi? Al momento non ho una data, non ho una scadenza, non sono una mozzarella e quindi non credo che questo rappresenti un problema, nel senso che la mia successione nel comune di Padova, diciamo così, in qualche modo è già diciamo, pensata, per cui il passaggio formale avverrà nel momento più propizio per tutti.
Potete fare domande, qui è proprio libero, cioè non siete abituati a vedere solo solo la segretarietà volevo farlo, perché questa settimana è stata interessante finalmente dal punto di vista politico. Sono successe anche delle cose che ci hanno fatto un po', siccome appunto tanto non noto, ma se no finalmente ci si muove. Volevo capire se rispetto a quello che è successo in settimana, cioè sulla discussione all'interno del Partito Democratico, che comunque è la forza più grande, più organizzata, rispetto alla candidatura di Lorenzoni, se è veramente tutto risolto dopo il confronto che avete fatto, oppure se c'erano comunque dei dubbi e quello che appunto si è letto anche su alcuna stampa è comunque vero, se c'è trovato a fondamento di verità o è solo un ragionamento fatto da un giornalista. Sì, no, la domanda è chiarissima, la risposta spero sia altrettanto. Io penso che sia stato fondamentalmente enfatizzato un ragionamento che abbiamo fatto all'interno del partito, visto che c'è stato, come ho detto anche nella presentazione, una totale sospensione di tutte le attività pubbliche, per cui per 3 mesi eravamo tutti rinchiusi dentro casa e anche all'interno del partito ci sono state delle interlocuzioni solo via video. Serviva rifare una quadratura del cerchio e, come dire, ho preso atto nelle mie interlocuzioni che eravamo allo stesso stato dell'arte di quando siamo andati in direzione regionale e abbiamo espresso con un voto a maggioranza le nostre sensibilità interne, ossia la candidatura di Arturo Lorenzoni a Presidente della Regione del Veneto. Questo è quanto è successo e quanto appartiene a verità. Quindi nessuna polemica interna e nessun altro tipo di dietrologia che in qualche misura è stata ripresa dai giornali. Buongiorno, Enrico Giardini dell'Arena. Professore, lei ha parlato di Azione, ha parlato di Italia Viva e con la coalizione di governo, diciamo, del governo nazionale, diciamo, almeno divisa in 3 tra queste regionali. Ecco. E il Movimento 5 Stelle le ha lanciato un appello e al Movimento 5 Stelle... Sì, e con il Movimento 5 Stelle c'è stata un'interlocuzione, diciamo così, in era pre-Covid, e con una grande disponibilità a condividere il percorso. Sulle tematiche devo dire che c'era una condivisione di progettualità, ma non c'è stata la possibilità di trovare una condivisione del percorso e poi si è interrotta l'interlocuzione. Hanno fatto la scelta, hanno votato sul SO, hanno scelto di correre autonomamente e a me dispiace perché comunque non abbiamo preclusioni verso il loro percorso, però credo vada rispettata anche la scelta della base che ha preferito una scelta di autonomia. Arturo, mi riallaccio a quello che chiedeva il collega Dattino. Allora, tu hai detto che per Palazzo Moroni la scelta è già pensata. Che cosa vuol dire? Che nomi, deleghe e attribuzioni è già tutto fissato, che quindi manca solo la data o che cosa? No, vuol dire che con il sindaco abbiamo condiviso un percorso e il sindaco ha una rosa di nomi e credo che nel momento opportuno saprà pescare da questa rosa una persona che meglio può continuare il lavoro che abbiamo avviato in questi 3 anni. Bene, se non ci sono altre domande da parte dei signori giornalisti, posso comunque continuare fuori.